Anche quest'anno, con grande orgoglio, partecipiamo come sponsor all'Assemblea di Confindustria Veneto Est, occasione quest'anno particolare per l'elezione della neoeletta Paola Carron, a cui mando il mio augurio e con la quale spero di poter collaborare proficuamente nei prossimi anni. Noi non abbiamo avuto un modello di sviluppo fordista, no? Dove entra la materia prima e esce il prodotto finito, ma quello del distretto industriale diffuso. Pensa che a Montebelluna si produce il 60% di strappolosci del mondo. Noi di Antinceni Marghera siamo qui oggi presenti all'Assemblea di Confindustria Veneto Est. La regola fondamentale per la crescita è abbattere le tasse. E quello che stiamo cercando di fare, con meno tasse si cresce. Siamo qui come azienda presente nel territorio, come azienda fatta di giovani e soprattutto come azienda capitanata da una donna.